pazzicati per mia e pittia. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Ma lei è la maga Maria? Sì. Buonasera. Buonasera. Io sono Giuseppe. E quanti anni hai? E io ho 50 anni, Gianni. Volevo parlare molto del mio futuro, di cui sono un po' sfortunato della mia vita. Ho 50 anni, ma tu sei di Trapani? Sì, sì. Sì, senti, io sono di Campobello. Perciò lavoro niente. Niente, io sono disoccupato, cioè da 4 anni che sono disoccupato. Se tu mi puoi aiutare, non so la tua situazione, alleggimi le tue carte, perché sai, io mi fido anche delle persone che sono veramente uguali, che mi vogliono bene. Sono Giuseppe, ho 50 anni, non so cosa fare. E perché questo lavoro niente? Perché non avevo pensato che c'è la fortuna. Può essere sì la fortuna, può essere no. Sono nato a gennaio, non lo so, le carte come mi escono, se sono positivo da poter lavorare in futuro, sì oppure no. Io vedo la carta, se apre cosa la fortuna. Speriamo. Ma vediamo, ti ringrazio se tu mi dai una strada buona e praticamente non so. Sì, sì. Maria, sì. tu dimmi le carte cosa dicono. Le carte può essere, se apre la fortuna, speriamo sì. Io le vedo. Tu mi devi leggere le carte, sì, che magari in quest'anno, all'anno nuovo, mi dirai una buona fortuna. Sì, ti porto la fortuna. Speriamo che c'è il lavoro, c'è i soldi. Io vedo le carte. Qua sono 2. Sì. Cosa dicono le carte, Maria? Qua c'è la donna con chi c'è con la spada. Ma posso trovare con le mi posso risposare? Cosa devo fare? Sì, sì, si può sposare. Ho 50 anni, mi trovo disoccupato. Disoccupato? Sì, ma si può sposare. Qua c'è il re. Ma entro quest'anno mi posso sposare o no? Sì, sì, si può sposare, sì, sì. Entro quest'anno? O stanno pure un anno. Si apre il lavoro. Sì. Speriamo. Ma entro quest'anno mi posso. Può essere pure quest'anno. Ma io, ti volevo dire tante. E se ne va pure chi c'è nel viaggio. Di cui. Sì, ma è importante, sai, il lavoro, prima il lavoro. Certo, prima un lavoro, si deve guadagnare le soldi e poi e si sposa. Perché la fortuna ce l'ha, per la fortuna. Ma le carte cosa dicono? Che il lavoro lo troverò? Sì, le porta al lavoro. Qua c'è il re. 6. Qua c'è. La fortuna che mi dice a mia, fortuna. 7. 6. Il viaggio. È fortuna secondo. Sì, poi si porta il lavoro, penso fuori il lavoro. A me piace il lavoro, subito mi piace. Però sì, pure fuori penso il lavoro. Senza lavoro. Dipende, lavoro pure qua, dipende pure fuori. La fortuna ce l'ha. Perché io ci do i consigli. Ma c'è un mese stabilito di cui... Sì, ce l'ha la fortuna perché io ci porto i consigli buoni. Sono la maga Maria. Io non so dove sbattere più la testa. No, ce l'ha, la fortuna ce l'ha. O qua lavoro, se no fuori paese. E si sposa. E non mi dai chiedere. Sono la maga Maria. Sì, calegate. La fortuna c'è. Ma
il lavoro secondo te? Sì, Dove sì, lo trovi? c'è il lavoro. A Campobello oppure... Sì, dipende, sì, dipende i posti. Ma io qualsiasi cosa... Perché io ci porto la perché- fortuna. Ci do consiglio. Perché poi falaccio io, non lo so, io... Perché si fa zitto mi e si trovo sposa, così, trova una persona brava. E ti innamori sì, subito. A me mi hanno detto di affidarmi a te perché tu dici che... Sì, io ti do consigli buoni. Ora sono Maria chi c'è la maga. Ti do consigli buoni. Non sì. ti porto chi c'è la mala strada, ti porto la strada Maria, giusta. Maria, scusami. Sì, perché sono Maria la maga. Senti, Maria, se per caso io trovo il lavoro, troverò una donna che mi vuole bene, che mi ama. Certo, la donna bellissima, mi volete Vero. bene per tutta la vita, il lavoro, i soldi, mangiare. Deve fare tutto questo la donna, ma perché tu quando ti sposi, perché poi la donna che sape fare? Niente, deve fare tutto nella vita la donna, da casa. Maria, scusami, io ho 50 Sono la maga anni. Maria, ci do i consigli buoni, ci do. Ah, sì. Sono la maga Maria. Lo so, Maria, io ho 50 anni, non è che posso trovare una persona... No, la trova persona, o per sera però domani. Sì, la trova la persona. Volessi una femmina Stati tranquillo che tu ti fai fidanzato e poi e te ne vai a sposare, ti sposi. Stati tranquillo, lavora, hai soldi e ti sposi. Ma senti Maria, scusa, ti posso fare una domanda? Perché io sono la maga Maria. Ti do consigli, non ti porto la mala strada. Non è che tu mi porti una donna romena, perché io non è... No, con la romena, non ce n'è la donna romena perché io sono la maga Maria. Io voglio una persona di qua, della nostra provincia. Certo, di qua, di fuori paese, dipende quale posto. Perché sono la maga Maria, perché io ti do consigli buoni, buonissimi. O le faccio le gatti, stati tranquillo. Ma mi dai delle belle speranze tu, Maria? Sì, certo ti do belle speranze. Ma se tu ne mi trovi questa situazione a me e mi risolvi... Io sono la maga Maria, ti do consigli buoni. Va bene Maria, io ti voglio bene. Io sono la maga Maria, ti faccio le gatti. Non ti preoccupare, perché io ti do consigli buoni. Stati tranquillo. Ma in caso io non so come fare e magari ti proverò a telefonarti. Trova una persona buona. Io a più presto vorrei trovare sempre quello che ti ho chiesto, non è che chiedo cose. Sono la maga Maria, ti do consigli. Va bene Maria. E vedo le gatte. Va bene Maria, che ti devo dire? Aspetta. Non ti preoccupare, state tranquillo. Sono Maria la maga. Appena troverò la situazione che tu mi stai dicendo la verità, praticamente... Certo, io sei Maria la maga, ti do consigli, ti dico la verità. Va bene Maria, speriamo che... Lei ha la fortuna, ce l'ha. Non solo a me, ma ci sono tante persone che hanno bisogno come me. Sono la maga Maria, ma se io ti do consigli, perché? Perché ti porto ma la strada, sono Maria la maga. Va bene, ti ringrazio, ciao, una buona serata e scusa del disturbo Maria mia. No, sono la maga Maria, no, quale disturbo non ce n'è qua. Va bene. Stati tranquillo. Va bene. Fidati di me perché ti do consigli buoni. Grazie Maria, grazie del tuo... Ciao. Ciao, ciao.